Non è possibile continuare a mungere famiglie, imprese, amministrazioni locali, trevigiane e venete, a scapito di altri territori o di apparati burocratici inefficienti o di boiardi di Stato dagli stipendi d'oro. Si sono ritrovate in quasi 200 persone in piazza a Silea per la giornata di lutto indetta dal sindaco Silvano Piazza. Un lutto dovuto all'impossibilità di fare investimenti e garantire i servizi a fronte di tasse centrali sempre più elevate e di trasferimenti ridotti ormai al lumicino. Erano una quindicina i sindaci presenti, dal centro-sinistra a quelli leghisti, Luciano Dussin di Castelfranco, Marco Serena di Villorba, Giorgio Granello di Ponzano ed altri colleghi provenienti anche da altre province. Insieme a loro i rappresentanti di alcune associazioni imprenditoriali e molti cittadini. La situazione è sempre più al limite, senza un'urgente inversione di tendenza, il rischio è la disgregazione sociale e forme di protesta inconsulta. Il sindaco di Silea, Silvano Piazza. Un segnale e spero che venga ripreso da altri con una organizzazione più efficiente, migliore, però alla fine i principi sono sempre quelli. Vogliamo rispetto, vogliamo uguaglianza, vogliamo che parte delle risorse prodotte dalle tasse di tutti rimangano nel territorio. Penso che su questo nessuno sia contrario e tutti siano favorevoli. Un appello lanciato anche ai parlamentari veneti, anche se finora Roma si è mostrata sorda, ricorda Luciano Dussin, primo cittadino di Castelfranco ed ex deputato. Allora, a Roma i messaggi arrivano. Quando parte un'iniziativa politica seria, come quella iniziata qualche tempo fa e rallentata adesso, di costringere tutti ad esempio ad arrivare alla spesa standard, copiando quello che fa l'Emilia, il Veneto e la Lombardia, che genera 30 miliardi di euro di risparmi l'anno, che potrebbero diminuire il costo del lavoro e rilanciare la nostra economia, succede che i rappresentanti politici delle regioni che non vogliono saperne di cambiare, che sono quasi tutte concentrate nel centro-sud, se ne fregano altamente anche degli accordi che vengono presi a livello di segreterie di partito perché si mettono a votare contro. La mobilitazione dei sindaci non si ferma, si sta lavorando ad una nuova manifestazione in un paese della sinistra Piave. Intanto il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Giumschi, ha esposto davanti al municipio una bandiera bianca ed invita tutti a fare lo stesso. Un invito è un segnale di impotenza in cui siamo messi dalle regole assurde, dalle manovre, dai tagli che sono stati fatti a livello centrale, dalle regole demenziali che vengono attuate ogni 15 giorni che ci impediscono di dare risposte e governare i nostri territori. La bandiera bianca però vuol dire anche la protesta. Se i cittadini la mettono fuori sui loro balconi, sulle loro finestre, credo che il drappeggiamento bianco darà ulteriore forza all'attività che fanno i sindaci, ma darà sicuramente significato che i cittadini la pensano esattamente come loro e quindi amplificherà sicuramente il senso di queste nostre attività.